Mister Mauro Zironelli, quando sembrava persa il gol di Gabrieli a mandare la sfida ai rigori, poi si sa, è una lotteria. Come analizzi questa sfida che costa l'eliminazione in Coppa? Beh, è logico che dispiace, però abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo, nonostante ci fossero anche dei ragazzi che non avevano il ritmo di qualche altro che aveva fatto qualche più minuto, abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me. Abbiamo avuto grandissime occasioni, una con Venomio, ricordo. Poi abbiamo avuto un paio di occasioni con Silenzi e con Fusco e poi abbiamo subito il gol e alla fine fortunatamente Gabrielli ha fatto forse il tiro più difficile, però insomma peccato che siamo usciti ai rigori, però ci può stare, quindi niente, pensiamo a fare bene, meglio quello che non stiamo facendo, però sono soddisfatto comunque della prova dei ragazzi che non hanno giocato nelle prime partite, ma sono entrati con una verba agonistica importante anche oggi e niente, peccato sotto quel campionato. Mister Gabrieli verrebbe quasi da dire altro che un difensore, è un attaccante, il capocannoniere Gabri della squadra. ha veramente una percentuale realizzativa allucinante perché ogni volta che prende la porta va anche dentro, quindi bene, lo sapevamo, sta facendo anche un ruolo che non ha mai fatto, quindi è un'arma in più che, che per il momento sta fruttando molto, dobbiamo invece migliorare su altri reparti, però lo sappiamo e- e prendiamo tutto il buono che c'è stato e ci spiace ovviamente, il rammarico deve essere usciti, però non possiamo, penso che abbiamo fatto il massimo e niente, fuori i rigori dispiace, però la peggio, insomma, nel momento che devo scegliere preferisco andare fuori i rigori piuttosto che perdere, però era meglio stare dentro la Coppa Italia.